Devo dire che sono molto contenta di avere la possibilità adesso di avere questo ruolo, di aver potuto assumere questo ruolo, e nei miei primi 100 giorni ho consultato molti miei collaboratori, sto cercando di fare una sorta di status quo, di capire un po' come tutte i vari reparti funzionano, e il dialogo appunto con i miei collaboratori è molto importante. Da un lato è un'esperienza indimenticabile, cioè il poter andare a casa e dire ho visto qualche cosa di bello, mi sono divertito, ho passato un momento interessante, e dall'altro però uno degli scopi del nostro museo, dei nostri musei che fanno parte del Museo Nazionale Svizzero, è quello di veramente dare anche degli strumenti al nostro pubblico per capire meglio attraverso il passato quello che sono le sfide attuali e di capire anche meglio quello che potrà essere il futuro. E il ruolo che vedo per un museo come questo, per la nostra società, è molto importante, e credo proprio anche nella società di oggi, forse ancora più importante di qualche decennio fa, e per me è quello di essere un luogo di dialogo, un luogo in cui molte questioni che ci hanno formato, che hanno fatto di noi quello che siamo, vengono discusse, che sia un luogo anche di dibattito e un luogo, appunto, come dicevo prima, che sia in grado di dare degli strumenti al nostro pubblico, alla nostra società, per capire meglio chi siamo, dove andiamo, e per capire meglio anche proprio il nostro presente, che è il risultato di quello che è stato. Non la vedo come una missione nel senso di facciamo adesso alcune mostre su delle donne, ma si tratta proprio di integrare la storia delle donne in tutto quello che facciamo, quindi di cercare di mostrare sempre anche la storia della loro prospettiva, e di chiedersi se in tutte le tematiche che trattiamo dove è o dove era il ruolo della donna.